Seconda corsa, premio Gordillo. Sono 8 al via, 4 anni, non vincitori di 30.000 euro in carriera. 1 Zemellino Adrian Gioni, 2 Zanna Jet Ferdinando Pisacane, 3 Zeniati Alux Antonio Di Nardo, 4 Zarita GSO Edoardo Baldi, 5 Zaira delle Selve Maurizio Visco, 6 Zebrina Font Vincenzo Castiglia. In seconda fila 7 Zenit del Ronco Paolo Pantarotto, 8 Zuvetti CC SM Nicola Salacone. Vediamo rinunciare al lancio Zebrina Font. Parte piano anche Zaira delle Selve. Velocissima Zeniati Alux riesce a scavalcare Zanna Jet. Poi al largo Zarita GSO Zemellino terza la corda davanti a Zenit del Ronco. Curva con in vantaggio l'allieva di Antonio Di Nardo davanti a Zanna Jet e Zemellino, mentre la Saura Zarita GSO è all'esterno. Primi 200 metri passati in 15,7, già in rallentamento da parte dell'allieva di Gennaro Casillo. Zarita GSO deve adeguarsi al largo, Zanna Jet lì seconda la corda davanti a Zemellino e Zenit del Ronco. Poi vediamo Zuvetti CCSM che ha preso la via del largo, è andata in schiena Zarita GSO. Intanto i 400 vanno via in 31,2. Al largo anche Zaira delle Selve, mentre chiude il gruppo Zebrina Font. 600 in 46,7. Sono formate praticamente 4 pariglie. In vantaggio sempre Zeniate Alux con Antonio Di Nardo di fuori scoperta fin dal via Zarita GSO con in schiena Zuvetti CSM. 14,7, si è aumentata la cadenza qui davanti alle tribune, viene fuori un primo giro in 1,1,4 con in vantaggio sempre Zeniati Alux, Antonio Di Nardo, Zanna Jet lì seconda la corda davanti a Zemellino, poi in seconda pariglia Zuvetti CSM, chilometro in 1,16,4, ancora 15 secco per la curva. Perde qualche battuta al largo Zaira delle Selve che ora si rimette sulle gambe, intanto accentua la pressione Zarita GSO, risponde per il momento Zeniati Alux, retta di là in 14,3. Zanna Jet molto interessata al duello fra le prime due, lì seconda la corda. Siamo a 250 metri dalla conclusione con Zeniati Alux che cerca di svincolarsi dalla presenza di Zarita GSO. Zanna Jet aspetta l'open stretch, ancora tutto da giocare a 150 metri dall'arrivo, cerca l'allungo, Zeniati Alux si butta di dentro, Zanna Jet ci prova Zeniati Alux, ancora buone energie, viene a vincere Zeniati Alux su Zanna Jet, Zarita GSO e Zemellino quarto, 29,1 a chiudere, 14,5 la retta d'arrivo. La quinta vittoria in carriera per Zeniati Alux, la figlia di Rolling Deripré. Istrione Alux del signor Raffaele Cantelli, il training di Gennaro Casillo, la guida di Antonio Di Nardo da Battistrada. La quota in chiusura di 3,25.